Allora, Presidente, riprendiamo un po' il filo. Stavamo dicendo appunto quelle che possono essere le riforme, delle azioni importanti da intraprendere. Beh, innanzitutto io credo sia importantissimo eh, ricordarci che se vogliamo creare occupazione, l'occupazione passa solo attraverso le imprese. Questo è un concetto che chi lavora nel Ma privato, chi è nessuno l'ha imprenditore, capito, ce l'ha perché ben chiaro, sia il forse. governo sia altre parti dicono bisogna creare occupazione. Se vuoi creare occupazione devi far crescere le imprese, Certo, ovvio. altrimenti l'occupazione fine a se stessa, a meno che non si pensi al pubblico impiego. Sì, beh, il publificio, Bravo. l'impieghifìcio l'abbiamo da E altre se siamo parti d'Italia. arrivati a oltre 2 milioni di miliardi di debito, vuol dire Continua che ad la spesa aumentare. pubblica e quindi il costo del personale complessivo, senza parlare male di nessuno, non regge più. Quindi vuol dire che qualcuno deve andare a casa, anche da lì. Vuol dire che bisogna avere il coraggio di tagliare le spese, gli sprechi. Però questo si sta ripetendo, Cottarelli è stato messo per non per niente, però alla fine sembra che stia facendo stralcetti, Di rametti. cosa? Le auto blu? Esatto, Cioè non dico rametti, la cioè, figuraccia delle auto blu? esatto. Perché non cominciano a tagliare non in maniera orizzontale come stanno facendo e hanno sempre fatto a cominciare da Monti? A livello orizzontale. Cosa serve? Si sta parlando molto della riforma delle camere di commercio. Infatti. Allora, dà abbastanza fastidio sentire che Renzi vuole il dimezzamento delle entrate delle camere di commercio, che sono soldi Dei esclusivi soci. che le imprese Sì. pagano. Sì, vengono dalle imprese stesse, quindi vengono dal E va territorio. bene toglierli questi soldi, ma togliamoli tutti. Perché non può essere che togli il 50% per mantenere il personale delle camere di commercio e non fare nulla per le imprese che pagano. Ma cos'è, una tassa occulta? Questo viene. Allora, e questo, secondo me, è anche colpa nostra, delle categorie economiche, perché nelle camere di commercio siedono le categorie economiche che devono avere il coraggio anche di rifondarsi. Devono avere il coraggio di fare delle proposte alternative. La Camera Unica Regionale va bene, va benissimo, ma prima stabiliamo qual è lo scopo della Camera. Non diciamo tagliamo per fare. No! Cosa farà la Camera da domani in Cosa poi? potrebbe fare la Camera da domani in Allora, poi? se anni addietro le Camere sono state importantissime per lo sviluppo del territorio, penso alle autostrade, se non ci fossero state le Camere di commercio non sarebbero mai decollate. Penso alle fiere, un terzo delle fiere è in mano alle Camere di commercio, quindi infrastrutture. Poi è chiaro, possono nascere anche gli sprechi. Certo. Ma allora cominciamo a essere ragionevoli e togliere gli sprechi. E ce ne sono. Ne cito tre. Primo, non è possibile che ogni Camera di Commercio abbia una società speciale per fare le stesse cose che fanno le altre Camere. Facciamone una a livello regionale. Una missione all'estero non può essere fatta da 5 Camere di Commercio del Veneto. Ne facciamo una regionale. Ma poi a livello di internazionalizzazione le imprese Ma, lamentano che magari Vicenza si muove in un modo, ma è così. Padova in un altro e non c'è possibilità di E dialogo. anche perché nessuno dialoga. Esatto, quello E dicevo, la nessuno mancanza di vuole dialogo. che qualcuno pensi di mettere il naso sulla propria operatività. D'altra parte, sono le imprese di Padova, di Vicenza, di Treviso, di Venezia che pagano la quota. Infatti. Se invece la paghiamo a livello regionale, dando un compito alla Camera di Commercio, che oggi è quello di tenere il registro delle imprese, si sostituisce ai tribunali nei bilanci, perché sono competenze, c'è la conciliazione, facciamo questa, escludiamo tutto il resto. Beh, certo, sì. Ecco che ha un senso, ma allora se finalizziamo quello ruolo della Camera, abbiamo anche forza e capacità di dire al governo non pensarci tu perché ci abbiamo già pensato noi. Se no il governo taglia, Certo, fa bella beh. figura, dice vi ho fatto risparmiare il 50% del costo, sì, solo gli 80 euro di dipendenti, bene, per le Camere di Commercio anziché 250 o 1000 spendi 500 o 125, interessantissima questa cosa, ma non ho risolto i miei problemi. Infatti, assolutamente. Perché dopo i ruoli della Camera ci sono ancora, ed è la Camera che mi viene a verificare. Ho Quello- citato questo per esempio, e tutti gli altri? Allora, c'è il costo del lavoro. Se non cambia la struttura
del costo del lavoro non si va da nessuna parte. E quindi una minor tassazione, quello che richiedono anche gli industriali su Non, questo non convenito. solo una minore tassazione, perché sono anche gli oneri aggiuntivi, cioè i 1.200 euro che noi diamo in busta paga costano all'impresa 2.400, 2.500, Assolutamente. 2.600 a seconda dei casi. Non sono tutte imposte, c'è previdenza, c'è assistenza e ci sono una quantità di istituti che ancora oggi esistono e che forse andrebbero riformati. Per esempio? Io ricordo a tutti che l'IRAP da cosa è nata? Dalla sostituzione di alcuni istituti che esistevano nel costo del lavoro, che aggiunte ad altre partite è andata a finire sull'IVA. Me ne viene in mente uno, parlo degli anni 90. Sì. C'era un contributo QAP che doveva servire per le maternità, per tutta una serie di... Sono stati tolti, sono stati accorpati, sono andati tutti nell'IRAP. Poi l'IRAP è diventato quel mostro, Sì, sono difatti che è assolutamente. un'imposta che paghi 2 volte, perché non puoi neanche detrarla, e quindi paghi il reddito anche sull'imposta. Ma si era detto che comunque l'IRAP avrebbe dovuto avere una revisione sostanziale. In parte l'ha avuta perché per esempio per il nostro mondo c'è una apertura. Però La stessa cosa vale anche per il SISTRI, altro strumento messo Che in anche piedi. quello, esatto, è stato Perché? detto, per Perché in Italia si ragiona così. C'è una situazione di disagio su un settore, in questo caso nel campo dei rifiuti. Bene, inventiamoci qualcosa che rende impossibile a fare questo. Generalmente leggiamo dai giornali o alla TV che chi utilizza questi processi sbagliati, malavitosi sui rifiuti è la mafia, la camorra, la malavita. Ma quelli sono precisi e perfetti, non faranno mai nulla che non sia in ordine. E tu vuoi combattere questi con questi mezzi? Ma fai ridere, ma fai ridere. Tant'è che i 20 milioni che abbiamo speso per il Sistri in Veneto dove sono andati? A pagare una società di Finmeccanica dove non entriamo nel merito di chi c'è dentro, perché sarebbe veramente squallido entrare nel merito per chi c'è dentro, che ha fatto che cosa? Che ha fatto il buco sul click e che ancora oggi non sta dando nessun servizio. Abbiamo chiesto l'abolizione, su questa cosa non si può fare. Perché? Perché questa società ha fatto un contratto con lo Stato, col Ministero. E qui andiamo sempre al solito punto. E qui andiamo punto, sempre a finire che cane non mangia cane. E allora o si ha il coraggio di smetterla di creare strutture per far comodo a qualcuno, perché in questo caso quella del Sistri non interessa a nessuno e ha costato una follia senza dare una sola risposta alle aziende. Assolutamente. Questo è Cioè, queste cose non possono più esistere. Ne abbiamo citate 2 o 3. Possono esserne anche molte altre. Abbiamo parlato di costo del lavoro. Sulla tassazione è inutile che continuiamo a giocarci perché basta solo vedere la Tasi, la Tares, l'IMU, l'ICI, cioè tutta questa assurdità. Farraginosità, tra l'altro. Assurdità di sigle incomprensibili e che hanno solo un obiettivo, portare a casa risorse. Ma non a casa di chi dovrebbe Avevamo i dirimpettai nostri comuni su cui si riusciva in qualche maniera a ragionare e a portare a casa dei risultati nei confronti delle aziende. Io ricordo abbiamo fatto un'indagine sui 7 capoluoghi di provincia del Veneto per definire qual era il capoluogo che era meno costoso per l'insediamento di un'impresa. È il risultato Treviso. Ma perché l'abbiamo fatto questo? Per far capire che non c'è uniformità nel Veneto neanche su questi aspetti. Almeno fosse una regione dove presentava delle aree omogenee. No? Brava! Ma perché? Perché ognuno pensa solo, esclusivamente alla propria conviene con me orticella. che è un problema, quello che si dice sempre, è un problema non tanto di questo, di quello, ma è il sistema italiano, il sistema Italia che ormai è così, è malato, è bacato, qualsiasi... Stiamo vedendo, leggiamo i giornali di quest'oggi, ti si apre
veramente l'esasperazione, sì. nomi che stanno emergendo, altre, cioè è esasperante giustamente. Ma perché non c'è controllo? Cioè il Ma è controllo... necessario il controllo dappertutto, cioè dobbiamo essere No! controllati in modo... e E- poi e- blocca il controllo. allora, se io costruisco 20 società attorno a me, prima di arrivare a me devi morire. Se queste società spariscono e tu sei responsabile dell'operazione, stai bene attento prima di commettere qualcosa. Quante società sono nate nello spirito di creare posti in Assolutamente. consiglio? Pensiamo alle municipalizzate. Quanti anni è che si parla in Veneto di fare un'unica risorsa per tutti delle municipalizzate? Almeno 20. Assolutamente, però ad esempio adesso in modo diverso, vista in un'ottica diversa, si sta parlando di un centralismo spinto, di una revisione comunque del titolo quinto della Costituzione, eccetera, e porterebbe tanto accentramento, anche la sanità stessa, no? Si vorrebbe portarlo a togliere quelle che sono le competenze regionali, accentrarlo allo Stato. Sappiamo che rischi, cioè possiamo anche immaginare che rischi possono esserci di accentramenti di Inevitabile, vario se genere. prima mangiavano in tanti, adesso mangiano in pochi. Esatto, Vogliamo essere però mangiano cattivi? bene, mangerebbero Bravo, bene, mangerebbero vogliamo essere molto bene. cattivi? Ma allora, chiediamoci una cosa. Perché se il controllante diventa peggio del controllato, e qui lo stiamo vedendo, veramente ce ne stiamo rendendo conto, che se non se eravamo con il prosciutto davanti agli occhi, adesso ci viene proprio tolto palesemente, e addirittura enti preposti alla riscossione dei tributi, alle verifiche, eccetera, dove ci sono persone che sono coinvolte, accertamenti della magistratura in corso, però insomma facciamo una riflessione è tremendo. sempre senza creare problemi particolari. Quello che sta emergendo oggi in Veneto circolava già 3 o 4 anni fa. Beh, non è che è nato da nulla. Se si sono impiegati 4 anni per arrivare a questo, prima questione. Seconda, i comuni. Ma è possibile che i comuni devono fare un referendum per mettersi assieme? Lo fai per legge. I comuni al di sotto dei 10.000, 15.000, 20.000 abitanti non possono più esistere. Trassalgono. Punto. Non serve fare... Abbiamo visto al pataracchio della Patreve, della città metropolitana. È bastato il cambio di un sindaco, di un'amministrazione per dire Patreve, funerale, non esiste più. Ma non possiamo lasciare agli umori il tutto. Assolutamente, però il punto per il rischio è la perdita, qui lo dico a lei che rappresenta l'artigianato, di identità locali, per molti è visto da questo punto di vista. Ma cosa vuol dire identità locali? Cioè, cerchiamo di capirci su cosa... No, ma lo spieghi molto agli obiettivi. L'orticello. Allora, continuiamo a dire che viviamo in un mondo globalizzato e mi viene in mente le battute che si faceva quando siamo entrati in Europa. Cioè, siamo entrati in Europa e vogliamo ancora il campanile? Però l'Europa adesso è messa seriamente in discussione, quello lo sapete anche, ma seriamente l'Europa è stata messa in discussione perché mentre in alcuni paesi, in alcune nazioni hanno mandato in Europa i migliori, sia tecnici che politici, da noi per anni c'è stato il promoveatur. No, ma allora, che da noi, che noi siamo mal rappresentati, che siamo stati mal rappresentati o che comunque abbiamo avuto non lamentiamoci. Un peso, però nell'ambito dell'Europa stessa l'eccessivo rigore, come è stato interpretato da alcuni stati, che è stato un po' come il diktat che ha dato l'Europa, ha prodotto delle conseguenze di malessere di molti paesi, di molte comunità che si stanno, stiamo vedendo chi ha avuto... Io ho imparato che le decisioni le assumano i governi, non il Consiglio d'Europa. E questo l'abbiamo imparato tutti. Assolutamente. Bene, cosa ha fatto il nostro governo quando era in rappresentanza? Ha cercato alleanze, ha cercato confronti per portare a casa risultati o ha sempre subito? A noi sembra che Forse perché gli conveniva dire che era l'Europa che decideva per noi e noi non eravamo nelle condizioni, siamo mi pare i terzi contribuenti d'Europa. Ma siamo in una posizione importante, senza dubbio. Dopo la Germania e la Francia, per numero di abitanti e quant'altro siamo noi. Scusa, se paghiamo,
dobbiamo anche pretendere, ma non come ci hanno raccontato per anni, e io ho verificato che non è così, che era l'Europa che ci imponeva. Perché anche nel caso di pagamenti alle imprese delle pubbliche amministrazioni, su cui il commissario Tajani ha già aperto l'infrazione nei confronti dell'Italia, certo, sì. le leggi l'Europa le fa, è l'Italia che non le recepisce, o se le recepisce, come nel caso della sicurezza sul lavoro, le ha amplificate mettendo le imprese in estrema difficoltà. Cioè, o questo ce ne rendiamo conto, e io ho cominciato a viaggiare in Europa, ho cercato di capire e di spiegare alle nostre imprese che l'Europa non è da condannare, è il nostro governo che è da condannare, è il nostro Parlamento che è da condannare per come ha trasformato le leggi europee in negative per noi, scaricando la responsabilità sull'Europa. Questo giochetto non vale più. Ma i nostri parlamentari dovrebbero dircele queste cose. Noi le scopriamo in maniera diversa, perché abbiamo della bravissima gente anche noi in Europa, che vanno in difficoltà quando ci dicono: guardate che questo provvedimento è passato perché eravate assenti, sì, perché se fosse state presenti non sarebbe passato. Assolutamente sì. Ecco il voto dell'Europa. Infatti, allora prendiamo anche questi discorsi perché ci sono altri spunti che potrebbero essere interessanti, tipo il pagamento delle imprese, appunto far chiarezza da questo punto di vista, e altri ancora. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.